e la Comunità Europea ha voluto fosse realizzato dai GAL. Quindi si parte nel 91 con il Leader 1, dove in Veneto c'era un unico GAL, che peraltro il Polesine era già presente in quell'anno assieme al GAL al Parco dei Colli Euganei. Con il Leader 2 1994-1999 c'erano 12 GAL, Leader Plus 2000-2006 8 GAL, per arrivare alla scorsa programmazione 2007-2013 con 14 GAL. Le prime 3 programmazioni però prevedevano dei GAL che avevano dei plurifondo. Cosa vuol dire? Potevano utilizzare fondi comunitari diversi per portare avanti la loro strategia, quindi il fondo agricolo, ma anche l'FSE, piuttosto che il Porfers, eccetera. Mentre dal 2007 la Regione Veneto ha deciso di finanziare il Leader attraverso il piano di sviluppo rurale, cioè il PSR, che viene finanziato da un unico fondo che è il FEAS, cioè il fondo agricolo. Cosa comporta questo per noi? Sicuramente ha un po' ingabbiato le opportunità o le azioni che potevano fare i GAL una volta, perché molte cose, nelle misure che noi possiamo utilizzare per portare avanti le nostre strategie, non sono ammissibili. Questa programmazione, che è la 2014-2020, in Veneto prevede 9 GAL, mentre nella precedente 14 erano 2 per ogni provincia. In questa programmazione si è tornati ad 1 per provincia, a parte appunto la provincia di Rovigo e la provincia di Belluno, che hanno 2 GAL. Siamo sempre all'interno del piano di sviluppo rurale e siamo la misura 19. Qui si parlerà di misure, ma alcuni tecnicismi sono necessari perché sennò non si capiscono poi alcune scelte fatte. Cosa dice l'Unione Europea con il regolamento 1303 del 2013 che cosa prevede nel Leader fondamentalmente? Ci deve essere un partenariato pubblico e privato. L'Unione Europea crede moltissimo nella collaborazione tra il pubblico e il privato. Le aree rurali dove si fa il Leader devono essere definite a livello subregionale. Ci deve essere assolutamente un approccio dal basso verso l'alto. La strategia di sviluppo locale è basata su una concezione e attuazione multisettoriale con approcci innovativi. Qui il Veneto è un po' carente, perché l'attuazione multisettoriale, pur avendola noi GAL chiesta a grande voce, non c'è stata concessa. Probabilmente è stato preferito, è sicuramente più semplice gestire i GAL con un unico fondo a livello dirigenziale che non con più fondi, e quindi non c'è stato concesso il multisettore e dobbiamo ancora lavorare con un unico fondo. Ancora dobbiamo realizzare progetti di cooperazione, perché questi ci consentono poi di trasferire o di acquisire buone prassi, e il collegamento in rete di più partenariati locali. È fondamentale riuscire a portare avanti dei progetti facendo rete. Quindi i GAL sta per gruppi d'azione locale, sono partenariati pubblico-privati rappresentativi delle realtà socio-economiche di una determinata area. Cosa facciamo? Andiamo a elaborare una strategia di sviluppo locale, che non è altro che il nostro progetto dei prossimi 7 anni. Ma questo progetto è stato fatto, noi abbiamo da un mese il decreto, un poco meno di un mese, il decreto di finanziabilità dei GAL. Per avere questo finanziamento abbiamo presentato il nostro progetto, cioè il nostro PSL, ovvero il programma di sviluppo locale alla Regione Veneto. E questo progetto di sviluppo locale lo abbiamo costruito assieme al territorio, andando
nel territorio, lavorando, sentendo quali erano le esigenze del territorio, capendo quali erano i fabbisogni, quali erano le opportunità, ma anche le minacce, le debolezze, eccetera, e poi abbiamo costruito il PSL. Ed è questo fondamentalmente il valore aggiunto dei GAL o di questa strategia, nel senso che le misure sono le stesse del PSR. Allora uno può dire, vabbè, io faccio domanda a una misura del GAL, faccio domanda a una misura della Regione Veneto, fondamentalmente non cambia. Le condizioni di ammissibilità sono le medesime, i beneficiari sono le medesime, la percentuale di contributo pure, quindi non cambia assolutamente niente se uno fa domanda con il GAL o con la Regione Veneto. Il vantaggio è proprio questo, il fatto di aver lavorato insieme per creare un certo progetto che viene proprio dalle richieste del territorio. Oltre al fatto, e questa l'aggiungo, che è evidente che se un imprenditore o un comune che è all'interno di un determinato ambito territoriale fa domanda al rispettivo GAL, ha più probabilità di entrare in graduatoria e di essere finanziato rispetto a quello che lo fa sulla graduatoria di tutto il Veneto. Ovvio che in Regione Veneto poi ci sono più soldi a disposizione, però insomma a volte è più facile entrare in graduatoria da noi. Polesine, 50 comuni, dicevo prima, ci sono 2 GAL, quelli evidenziati rappresentano l'ambito territoriale del GAL Adige, che è il GAL più piccolino a livello di superficie di chilometri quadrati, i rimanenti 33 chilometri invece appartengono al GAL Delta del Po, che è appunto l'altro GAL. Ovvio, io questa sera parlerò un po' di più del mio GAL perché è quello che conosco meglio ed è quello sul quale ho lavorato per fare la strategia di sviluppo locale, però andiamo prima a dire 2 cifre. Quanti soldi arrivano in Polesine con i 2 GAL? In tutto verranno dati 15.637.158, rispettivamente 8 milioni e rotti al GAL Delta del Po, 6.743.000 all'Adige. Questi soldi si ottengono attraverso la moltiplicazione di indicatori che vanno a moltiplicare i chilometri quadrati, gli abitanti, e poi c'è una cifra uguale per tutti i GAL del Veneto che viene sommata. Quindi il Polesine comunque avrebbe avuto questa cifra indipendentemente dalla distribuzione dei comuni fondamentalmente. Arrivano solo questi soldi? No, con il GAL questi sono soldi a contributo. Questi soldi però è importante sapere che muovono altri soldi, perché un agricoltore che viene finanziato per fare un intervento di ammodernamento della propria azienda agricola e ha un contributo del 40%, va ad aggiungere quindi il 60% mancante ed inoltre va a utilizzare i vari artigiani della zona per fare certi interventi. Quindi anche se la maggior parte dei beneficiari di queste misure sicuramente sono gli agricoltori o comunque il mondo legato all'agricoltura, alla fine è l'intero indotto che ci può guadagnare. Un'altra cosa importante è da dire perché il leader e perché queste aree rurali, cioè cosa vuole fondamentalmente l'Unione Europea dallo sviluppo locale. Vuole che si evitino, appunto, è già venuto fuori anche parlando prima delle aree interne o prima anche al professor Musco, che determinate aree più svantaggiate rispetto ad altre vengono abbandonate. Quindi migliorando le condizioni di vita si evita lo spopolamento. Adesso faccio un attimo di così breve descrizione del mio territorio, del territorio del GAL Adige e da quello che è venuto fuori un po' dallo studio per capire come è stato costruito questo PSL rispetto all'altro. Fondamentalmente i 2 territori sono 2 territori abbastanza diversi. In questo territorio è concentrato un patrimonio storico-architettonico enorme. Io da Rodegina, enorme ignorante quali sono, mai avrei immaginato che in 496 km2, che è la superficie del GAL Adige,
ci sono 112 ville venete più varie altre cose. L'altro territorio, l'altro GAL viceversa ha più un aspetto naturalistico, abbiamo appunto il delta come è stato detto, quindi anche gli obiettivi sono poi alla fine diverse. L'uno ha puntato molto di più a un tipo di sviluppo legato agli itinerari e al parco del delta, mentre noi proprio nella salvaguardia e nella valorizzazione di questo enorme patrimonio. Di là c'è il parco del delta ma UNESCO, noi abbiamo Villa Badorea, patrimonio UNESCO ovviamente. Questo territorio ha alcuni itinerari molto importanti. Uno che io riterrei fondamentale per lo sviluppo di questo territorio e che purtroppo è ancora incompleto, che è la Destra Adige. La Destra Adige ci consentirebbe di collegarci con la provincia di Verona e poi con gli itinerari dalla Germania in poi, quindi permetterebbe veramente un grande sviluppo. Ancora è un itinerario incompleto e non è il GAL che lo può completare, ovviamente non è con le risorse del GAL che puoi completare un itinerario così importante. Poi ce ne sono alcuni trasversali, quali la pista ciclabile Adige-Po, la via del mare e il cammino di Sant'Antonio, che collegano un po' i due territori. Quindi durante l'analisi di questo territorio si sono valutati il patrimonio storico-artistico, il territorio, la viabilità del territorio. Qui vediamo ad esempio i percorsi delle Grand Way preso dalla provincia di Rovigo. Che cosa sono? Sono dei percorsi, la prima definizione che è stata data di questi percorsi è percorso piacevole da un punto di vista ambientale. Possono essere ex ferrovie abbandonate piuttosto che strade di campagna eccetera, ma anche queste possono servire per promuovere un territorio, per vendere un territorio. Non dimentichiamo poi le eccellenze alimentari che possono essere sfruttate anche queste da un punto di vista turistico di valorizzazione del territorio. Qui abbiamo due prodotti, un IGP, un DOP, l'insalata di Lusia, l'aglio bianco, ma abbiamo un'importantissima filiera che dà peraltro molti posti di lavoro legata all'industria alimentare, dei dolci, delle farine eccetera, ma anche le noci, ma gli ortaggi, quindi veramente tutto deve essere messo in rete e fare il sistema. Quindi quali sono? Siamo arrivati a definire i punti di forza e di debolezza del territorio e quindi la presenza di beni architettonici, storici, ambientali tra i punti di forza, la presenza di strutture ricettive. Qui ad esempio non mancano i posti letto, molto peggio è la zona per assunto del delta del Po. Una volta tolto Rosolina mancano i posti letto. Qual è il problema? Viceversa, che diventa a volte il punto di debolezza, è che non siamo in grado di ricevere flussi di medie dimensioni. La corriera, la classica corriera, non tutti gli alberghi o gli agriturismi eccetera sono in grado ovviamente di ospitarla. Abbiamo questi prodotti importanti, prodotti come l'insalata di Lusia IGP, l'aglio polesano, abbiamo delle filiere importanti, noci, panificazione. Abbiamo comunque la presenza di reti slow e di intermodalità, abbiamo le ferrovie, abbiamo gli attracchi e la presenza di istituti di ricerca importanti. Uno dei punti invece di debolezza legato al mondo agricolo, ma non solo, noi ovviamente l'abbiamo verificato di più nel mondo agricolo, è l'invecchiamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che il 55,4% dei capi azienda in agricoltura ha superato i 60 anni. Non c'è ricambio generazionale. Questo fatto, che poi è collegato, in realtà c'è uno scarsissimo grado di informatizzazione aziendale. Anche qui si sente da noi un pochino meno rispetto al Basso Polesine, ma è un dato che è emerso in entrambi i casi. C'è scarsa interazione tra la filiera della produzione e quella del turismo.
Non dico di arrivare a vendere un territorio come la zona del Prosecco e il Cartese, però insomma possiamo anche noi valorizzare i nostri prodotti, insomma non avremo il Prosecco ma abbiamo anche altre cose. Come dicevo prima, le strutture ricettive spesso non sono idonee ad ospitare la corriera, il gruppo, e poi anche l'assenza di percorsi organizzati e di rete del patrimonio culturale, paesaggistico, monumentale, storico. Non abbiamo ancora messo in rete tutte queste eccellenze e questo è un problema. Con questa analisi SWOT cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito un po' la strategia, inserendo in pratica, noi dobbiamo fare la nostra strategia prendendo delle misure del PSR, mettendole insieme per raggiungere un obiettivo. Alcuni, ad esempio, i comuni possono essere beneficiari nostri già a regia, significa che è stato definito in fase di progettazione che il comune di Rovigo piuttosto che Francia eccetera sono beneficiari di alcune misure per fare certe cose. Vi cito due velocemente. A Rovigo non c'era un ufficio turistico, l'ufficio di Rovigo attraverso il GAL realizzerà un ufficio turistico ed inoltre andremo a finanziare un intervento di manutenzione straordinaria a Villa Badolera. Ci saranno poi misure destinate alle aziende agricole, ma non solo, anche alle aziende extra agricole, e verranno realizzati, come dicevo, due progetti di cooperazione, uno legato con gli altri GAL del Veneto per promuovere le eccellenze venete in generale, e un altro legato proprio all'arte, al mondo dell'arte, che è proprio quello di promuovere l'arte in tutte le sue forme e l'importante patrimonio artistico presente nel territorio. Stravelocemente vi indico solo due misure che interessano sia i comuni ma possono interessare anche gli architetti presenti, che sono la 751 e la 761. Con la 751 sono le due misure che sono state poi utilizzate per i nostri comuni beneficiari. Con la 751 vengono finanziate infrastrutture e l'informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali, quindi possono essere finanziati realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture su piccola scala dislocate in aree di proprietà pubblica. Si può valorizzare, riqualificare e messa in sicurezza di percorsi e itinerari esistenti, realizzare strumenti propedeutici alla commercializzazione dell'offerta turistica integrata, ma anche creare siti web, partecipare a fiere, creare eventi e quant'altro, cioè tutto quello che può promuovere un territorio. Gli enti locali territoriali sono beneficiari al 100% di questa misura, significa solo che il comune deve mettere l'IVA non viene finanziata. Possono partecipare a questa misura anche enti banco, enti di diritto privato senza scopo di lucro, penso alle classiche Proloco che vengono abbastanza spinte dalla Regione Veneto, e partenariati pubblico-privati che siamo poi noi GAL. L'altra misura invece è, ovviamente io sto andando veloce, il tempo è poco, però gli uffici sono a disposizione per chi volesse approfondire certi argomenti, ci chiamate e siamo a disposizione. L'altra misura riguarda invece il recupero, la riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi del paesaggio rurale, dove proprio viene finanziato il recupero di questo patrimonio architettonico e le spese ammissibili riguardano investimenti materiali di carattere edilizio relativi al recupero di strutture e infrastrutture costituite da immobili ed elementi tipici del paesaggio rurale. Anche per questa misura il livello d'aiuto per gli enti locali è pari al 100%. Io mi fermo, spero di non aver sforato.